Allora, Luigi Sposato, la provocazione. Ma io, brevissimamente, io oggi ho visto i dati Istat e con sorpresa È aumentata la disoccupazione. No, io pensavo che nel mese di dicembre, siccome c'è stato il boom delle assunzioni con gli sgravi... Era la scommessa che avevamo fatto. Io pensavo ci fosse, perché adesso temo invece che gennaio-febbraio, probabilmente il consulente lavoro mi conferma, c'è il deserto sulle assunzioni. Io pensavo che in dicembre invece i dati Istat purtroppo dicono questo. Sul discorso Jobs Act faccio una domanda. Era più opportuno investire, è stato opportuno investire 12 miliardi in 3 anni per lo sgravio, dando questo aiuto a coloro che hanno trasformato i contratti, spesso contratti non genuini, diciamolo pure, oppure era meglio destinare questi quattrini all'azienda che assumeva un lavoratore in più rispetto a quelli che aveva? A chi fa la domanda? Facciamo a Carlo Valerio. No, se volete rispondo io. Beh, allora intanto, come al solito, chiudiamo con una ventatina di positività. Probabilmente è aumentata la disoccupazione, perché voi sapete che dipende da quanti cercano lavoro. Non è un dato assoluto, una fotografia vera. Inattivi, sì. E quindi grazie al Jobs Act le persone hanno cominciato a pensare che forse il lavoro c'era di nuovo e quindi lo cercano di più e quindi risultano più disoccupati di quanti non fossero prima. Ora, noi rappresentiamo le aziende. E quindi la risposta a proposito di quello che diceva dovrebbe essere sì, era meglio se andavano alle aziende questi soldi, quelli che assumevano uno in più. Alle aziende vanno comunque, ma vanno a quelle aziende con la testa che si rendono conto che assumere qualcuno, al di là del servizio sociale che renderanno alla nazione, servirà a migliorare la qualità delle prestazioni delle loro aziende che già sono destinate a restare vive, perché le aziende che non sono destinate a stare vive possono essere punturate con tutto quello che vogliamo e moriranno. Questo è il punto. Allora, lunga vita Jobs Act con tutti i difetti che ha e che continua ad avere. Se riusciremo a fare qualcosa di simile in qualsiasi altro campo, se non altro con lo stesso spirito, ben venga, perché se ogni volta dobbiamo discutere sempre su tutto, lei, siamo negativi e Presidente, basta. non teme? Io temo che adesso l'inizio di quest'anno sarà un crollo delle assunzioni, perché la decontribuzione è al 40%, per cui... Io mi auguro proprio di no. Il consulente del lavoro... delle famiglie è aumentata. Sì, però il consulente del lavoro... Quindi... La fiducia delle aziende aumenta. Che caspita, però i consulenti del lavoro che fa ogni giorno io chiederei a Grigio che fa ogni giorno le assunzioni. Il mese di gennaio com'è stato rispetto a dicembre? Allora, non è stato nero come lo potevamo ipotizzare, perché è stato... Hanno trasformato i Cocopro. Sì, nel senso che c'è stato quello, la stabilizzazione che abbiamo oggi dei Cocopro con il condono mascherato, cioè si chiama che stabilizzazione è un condono, ok? Diamogli il nome giusto. Diamogli il nome suo. Solo, mi scusi, che il condono in questo caso lo paghiamo noi. Nel caso di condono fiscale, condono edilizio, cosa fa? Chi sbaglia paga, e questa è una cosa che non trovo corretta. Comunque, vabbè, andiamo avanti. E la cosa importante è stato comunque, inizialmente non era previsto così, doveva essere solo un'agevolazione per un anno, solo chi assumeva nel 2015 poteva usufruire di questa agevolazione, invece è stato prorogato per il 2016 e lo sarà nel 2017 con franchigie diverse logicamente, ma in un'ottica di armonizzazione, perché sennò avremmo quasi un po' drogato il mercato del lavoro, che chi assumeva nel 2015 prendeva il bonus e dal 1° gennaio... Quindi secondo lei non è stato drogato? No, è stato incentivato, secondo me sì. Ha usato un termine diverso, ma la sostanza è sì, la finalità che è importante. Perché non sia drogato, devono fare delle politiche a lungo raggio. Qui noi stiamo facendo delle politiche economiche da gente che probabilmente non è competente, e le politiche a breve raggio economiche... Ma per tutti, anche per imprenditori? No, sto parlando 360 infatti. Portano alla distruzione, perché anche quando noi facciamo una consulenza a un cliente per domani, ma non vediamo quello che c'è il dopodomani, la sbagliamo. Per cui finché passano la palla di anno una volta in generazione, adesso di anno in anno, cioè devono fare delle politiche a lungo termine. Allora con questo si riuscirà effettivamente a capire e a vedere se ci sarà uno sviluppo. Questo è fondamentale. Però l'indebitamento che è stato fatto anche nei confronti, perché stiamo lavorando su ipotesi di sviluppo, va in questa direzione. Ma l'indebitamento l'hanno fatto perché probabilmente sperano che il PIL sia più alto, perché così siamo sempre stiamo investendo. Chiaro, ecco. Però comunque
sono anch'io d'accordo col Presidente che effettivamente qualcosa è stato fatto. Piuttosto di niente è meglio piuttosto. Ecco, io voglio chiudere perché ormai siamo poi in chiusura, al giro finale. Serve uno statuto del lavoro. Lei disse un po' di tempo fa, c'è un articolo del giornale, allora, mi sono anche ispirata. Lo riassumo in brevissima esatto. sintesi. È soddisfatto di quello che si sta facendo o no? Quindi, No, ma probabilmente, secondo noi, e lo speriamo bene, questo Stato agirà d'imperio prima o poi e farà una legge sua con un contratto unico nazionale di lavoro con garanzie e obblighi ben precisi per tutti, in modo che noi non avremo 52 contratti di manifatturiero, 160 contratti, i quali prevedono differenze di trattamento anche economico, ma non solo, che sono lesive della dignità non solo dei lavoratori, ma degli esseri umani, perché se io faccio un lavoro al mio terminale qua e lui fa il suo lavoro al suo terminale là, e la mia azienda ha deciso, o il mio consulente lavoro ha deciso di farmi firmare un contratto e a lui ne ha fatto firmare un altro, lui ha permessi, ferie, stipendi, tredicesime, quattordicesime diverse da me e la mia azienda paga di più della sua e il nostro lavoro è lo stesso e mangiamo negli stessi posti e i nostri figli vanno negli stessi posti e viviamo nella stessa nazione. Questo è un insulto alla dignità di tutti, il tutto perché? Per mantenere in piedi strutture che sono morte e sepolte, perché ogni contratto di lavoro è fatto da 1, 2, 3 sindacati, a volte tutti e tre, a volte 2, a volte 1 e da una categoria di datori di lavoro. E questi si mettono d'accordo, scrivono contratti fotocopia con piccolissime differenze, ma tutto richiede tempo, costi, complicazioni e poi quando hanno fatto questo vicino ci mettono l'ente bilaterale, cioè un versamento obbligatorio delle imprese ancora una volta e dei lavoratori per restituire queste somme in forme sconosciute. I servizi. In servizi dovrebbero essere servizi con costi che comunque ci sono per gestire sta roba e ci sono, e chi c'è nelle aziende che vengono create apposta per gestire sta roba? I sindacati. Ora è finita queste correnti bilaterali. Questa cosa è una cosa che va rivista, per cui noi urlo forte, contratto unico nazionale per tutti i lavoratori e poi contratti specifici azienda per azienda, area per area e quant'altro. Prego lei, siamo in chiusura, faccio un giro a tutti quanti, do la parola, ma proprio un minuto. Sì, no. È soddisfatto di quello che è stato fatto? No, ripeto, ci vuole più coraggio per tutelare le partite IVA e i professionisti e i lavoratori autonomi perché non c'è bilanciamento, e soprattutto il lavoro subordinato non è ormai la fonte primaria di assunzione e stanno spuntando sempre più partite IVA e vanno tutelate. Volevo dire una cosa veloce, che comunque stanno facendo anche altro ultimamente al governo, anche della riduzione degli oneri ai micro balzelli. Viene spoltita per il tassa sul bollo, il passaporto per i diplomi neolaureati, per i diplomi altre cose. Vogliono un po' semplificare, questa è la verità, e sottigliare. Spero che sia il percorso giusto, ma che comunque sfoltiscano il più possibile quello che non serve. Mettiamo delle imposte certe che noi sostenibili, perché lei dice intanto che è fondamentale perché sappiamo quanto paghiamo, e seconda cosa devono mettersi in testa che o riducono l'imposizione fiscale non solo sul lavoro professionale autonomo ma bensì anche su quello subordinato, perché sennò la gente non risparmia e se non risparmia non consuma. Devo essere sincero, non mi piace sto Job Act per i lavoratori autonomi. Mi sono trovato molto bene in passato ad assumere quei contratti di formazione lavoro che non ci sono più. Una volta che funzionava la roba l'hanno tolta. Il discorso tasse che paghiamo è un discorso eterno. Secondo me alla gente non piace pagare le tasse perché non ha il sentore di ricevere in cambio i servizi adeguati proporzionalmente a quanto paga di tasse. Se i servizi, deve pagare per forza. Se i servizi si fossero, da cominciare dalla scuola che non ti cade in testa, a tutto il seguito, trasporti pubblici per andare a lavorare o quant'altro, se i servizi funzionassero la gente le tasse le pagherebbe volentieri.
Barbara Simoncini. Io volevo fare una considerazione finale dopo aver sentito soprattutto quando si diceva che il nostro governo non sta pensando a lungo termine. Allora noi siamo un gruppo, con un gruppo di altri lavoratori autonomi, abbiamo realizzato nel corso del 2015, ci sono dentro architetti, geologi, un film documentario che si chiama Bandizza, dove praticamente fotografiamo la realtà veneta di oggi, parlando dell'inquinamento tipo le PM10 o la cementificazione, parliamo anche della crisi del lavoro e ci sono delle testimonianze di imprenditori e una cosa molto toccante, secondo me, che va considerata adesso, visto che si continua a non pensare a lungo termine, è che questo imprenditore diceva in un modo struggente e gli si leggeva la disperazione negli occhi che lui ha capito come mai molti suoi colleghi si sono tolti la vita. Questo governo deve cominciare a pensare che se c'è stato il periodo brutto degli imprenditori che si toglievano la vita, se non prendono decisioni che siano consone a risolvere dei problemi a lungo termine, ma pensano solo a quest'anno qua, si creerà a catena una serie di persone che disperati, sotto depressione, vivendo in questa Italia così com'è. E vi invito ad andare a ascoltare questa testimonianza nel film che potete andare nel sito di Bandizza. C'è questo imprenditore che veramente dice: io la mattina quando mi sveglio non riesco a guardare negli occhi ai miei figli e capisco perché c'è tanta gente che prende queste decisioni. Cerchiamo di non creare tante persone che abbiano questa disperazione negli occhi. Allora, poi arriva la politica naturalmente. Più che altro se non è soddisfacente, se ci sono ancora degli aspetti che non sono stati completati, se poi c'è questa grossa difficoltà, l'abbiamo vista anche nelle contribuzioni prima e la conosciamo benissimo, poi in proiezione futura sapremo che si andrà a parare. Che cosa è necessario, è doveroso fare? Cosa state facendo voi, se vi state muovendo a livello governativo o nei vari ambiti? Io credo che il primo passaggio da fare sia quello di partire dagli studi di settore. Ne sono estremamente convinta. Quindi secondo lei si muoveranno sugli studi di settore? I miei stanno preparando una proposta di legge volta a rivedere gli studi di settore, la semplificazione degli stessi o addirittura l'eliminazione. Se fosse per me li eliminerei. Ma questo per dire cosa? Che comunque il sistema sociale, così come è impostato, non riusciamo più a sostenerlo. Quindi dobbiamo assolutamente ridefinire quali sono le possibilità. Non siamo più l'Italia degli anni 80-90 che aveva determinate possibilità, siamo l'Italia del 2016 che ha molte meno possibilità rispetto a quegli anni, dove erano stati mantenuti degli standard che qualitativamente noi non riusciamo più a mantenere. Dobbiamo essere coscienti di dircelo, ma dobbiamo soprattutto fare una politica di programmazione e di riduzione degli sprechi, che è una mantra che sentiamo in campagna elettorale e il giorno dopo non riusciamo a farla. Quindi questo è uno degli handicap che mi addosso anch'io come persona che fa politica, ma credo anche che la difficoltà più grande che abbiamo, e qua condivido la tesi del presidente di Confapi, quando dice il grosso problema dell'intreccio fra i vari poteri, no? Un politico ha una difficoltà, un politico amministratore ha una difficoltà nel gestire una realtà in maniera obiettiva e consona, che un secondo dopo ha 1000 bastoni fra le ruote. Lo dico con estrema serenità. Se pensiamo che un provvedimento deve prendere il parere da tecnici, che gli tagliamo il vitalizio, gli tagliamo qualcosa, secondo voi ce lo danno? Questo è il grosso problema che abbiamo. Quindi sotto scacco. Certo, noi facciamo parte abbiamo un dirigente che nominiamo, ma che un secondo dopo non possiamo più togliere se non risponde a quello che sono le nostre linee politiche e i nostri obiettivi. Quindi il grosso problema di amministrare oggi è avere una burocrazia e delle persone accanto che ti ostacolano punto per punto. Questa è una realtà che chiunque si imbatte e ha delle buonissime intenzioni si fa un fegato grande come la persona stessa per riuscire a ottenere dei risultati e a rispondere alla propria gente con lealtà. Lo dico perché ho fatto 9 anni da sindaco e lo so bene com'è.
Io credo che finora stiamo facendo una politica dei palliativi, occorre invece una politica più sostanziale e diciamo un po' più, tra virgolette, rivoluzionaria, mettendo al centro l'impresa. La ricchezza si crea solo col mercato, con l'impresa che sta sul mercato è l'unica in grado di generare ricchezza vera. Il resto è solo assistenzialismo, solo inefficienza, che poi alla fine grava paradossalmente in un circolo vizioso sempre sulla competitività del sistema e quindi sull'impresa, mettendosi e peggiorando invece che migliorando il sistema. Cosa fare? Le vere riforme che non abbiamo visto sono, io farei per esempio cominciare a più mercato, più libertà. Io non posso pagare tariffe alte per pagare l'inefficienza di enti che teoria, ma state in regione facendo qualcosa. Certamente, nella sanità stiamo facendo una riforma che cerca un attimo di razionalizzare le spese fisse, le spese amministrative, non senza difficoltà, perché le resistenze ci sono, i dipendenti ci sono anche lì, i centri di potere ci sono anche lì, si sta facendo qualcosa con le difficoltà che ci sono nel settore pubblico, ma io vorrei meno settore pubblico, vorrei meno Stato e vorrei un po' più di impresa e un po' più di mercato, dove lo Stato non è che deve essere assente, lo Stato stabilisce gli obiettivi, governa e interviene sul sistema, garantisce il sistema, però lascia che gli attori siano in competizione tra loro. Però la riforma del titolo quinto porta al contrario. Oggi pago tariffe elevate, a iniziare dalle tasse anche comunali, tariffe legate sui servizi, eccetera, solo perché ci sono delle aziende che sono monopolizzate da piccoli monopoli di Stato pubblici, dove dentro sono anche collocate persone in esubero che sul mercato sarebbero sicuramente in meno quelle necessarie, e quindi sarebbe un sistema più efficiente e meno costoso. Ecco, oggi viviamo veramente in un contesto fossilizzato. Io sarei, e quindi senza fare queste riforme strutturali forti e vere, resto sì, abbassiamo il contributo, lasciamo di qua, rimandiamo il pagamento dei contributi del futuro. Sono palliativi che spostano il problema ma non lo risolvono. Allora, siamo in chiusura, abbiamo visto varie, insomma non è stata una riforma diciamo soddisfacente, quanto ho capito, sì, un contentino, staremo a vedere. Che cosa ne estrapoli in conclusione, Luigi? Allora io personalmente credo che piuttosto che nulla qualcosina è stato fatto, qualcosina noi italiani ci accontentiamo interessante c'è, piuttosto che fermi al palo, peraltro una categoria, quello degli autonomi, che era veramente insomma non si comprende tuttora che cosa realmente sia, quindi secondo me è positivo, forse ci vuole un po' più di coraggio e di efficacia, come a me è emerso. Se ci fai caso, Elena, ogni volta che facciamo la trasmissione le cose che emergono alla fine come problematiche sono la burocrazia, eccesso di burocrazia, eccessi di costo dello Stato, la fiscalità. E in questo caso non è emerso il discorso... Mai, però. Dove alla fine però tutti i provvedimenti non agiscono mai su questo. Cioè, queste cose emergono sempre, no? Oggi non è emerso il discorso dell'evasione fiscale, perché anche quello è un argomento che nelle nostre trasmissioni emerge sempre. Io vorrei focalizzare l'attenzione brevissimamente su due concetti, sul concetto dell'occupazione, che anche in questo caso è emerso. Oggi è impossibile pensare che alzarsi la mattina e aspettare che qualcuno ti offra il posto di lavoro. Cercare lavoro è un lavoro. Bisogna alzarsi la mattina, bisogna sapere cosa fare, organizzarsi, sapere come muoversi. Non è più come una volta che uno aspettava che gli arrivava la chiamata o il passaparola. Non è più così, purtroppo, per fortuna, non lo so. Ma non è così, bisogna organizzarsi, ci sono i modi per potersi organizzare. E quindi è importante sapere come organizzarsi e soprattutto anche come adeguare la propria professionalità a un mercato che cambia. Perché altrimenti se no avremo solo assistenzialismo quando uno perde il posto di lavoro. Io amo definire la mia azienda, che sai che ho migliaia di lavoratori che lavorano per me, come un quadro. Io stabilisco il quadro, la cornice, che sono le regole, che sono le cose oltre i quali non si può andare, perché sono in posizione dello Stato, leggi, regolamenti e quant'altro, normative aziendali. All'interno del quadro ogni lavoratore si dipinge il proprio quadro, da una pennellata. Cosa voglio dire? Voglio dire che condivido il concetto che lo Stato deve dare delle regole, deve mettersi a disposizione, deve dire fin dove puoi andare. Ma non entrare troppo nel mezzo. Ecco, ma ognuno di noi, come impresa, come singolo, dovremmo dipingere il nostro quadro. Se io per fare muovere un dito devo avere il permesso sempre di qualcuno, del papà che mi dice come muoverlo, farò fatica a muoverlo. Quindi il concetto di uno Stato aperto, di uno Stato che ti consenta di poter fare il tuo quadro, di esprimere i tuoi talenti, ecco, a me piace questa idea di Stato. Potrebbe essere più...
Allora, io vi ringrazio, devo aggiungere qualcosa? No, sono d'accordo su questo, sono pienamente d'accordo. Perfetto, allora chiudiamo questo appuntamento, vi ringraziamo di essere stati qui con noi, ringraziamo i nostri telespettatori, abbiamo almeno portato all'attenzione questo aspetto molto importante, c'è stata una revisione di questo statuto dei lavoratori, poi andremo a vedere lavoratori autonomi, delle partite IVA, andremo a vedere dove si andrà a parare, quindi con tutti del lavoro, bravissimo, del lavoro, con quello che abbiamo visto. Poi andremo a vedere meglio quando sarà completato il quadro generale dove si andrà a parare, naturalmente sempre pronti a ricevere le vostre sollecitazioni, le vostre mail, le vostre chiamate. Io vi ringrazio, buon proseguimento, buona serata.